Eravamo giunti al capolinea decisivo, la partita era Ghana-Portogallo, il Ghana era già qualificato grosso modo in vacanza. Questa partita, anche se devo dire la verità, si è impegnato alla grande, ha rischiato in più occasioni di vincere la partita, ma alla fine l'ha spuntata il Portogallo. Portogallo che in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Uruguay passa alla Gold Division, mentre l'Uruguay va alla Silver Division. Si divideranno i tornei e dunque il Portogallo avrà l'opportunità di competere con le altre qualificate. Portogallo altalenante in questo girone, che però ha mostrato grande maturità nella gara decisiva. Prima due parole del capitano Iavazzo, poi del migliore in campo di Santo. Vai. Siamo contenti per la Bravo Iavazzo! Siamo contenti per la qualificazione. I giocatori, tutta la squadra ha giocato e ha voluto vincere, ha voluto qualificarsi. Il migliore in campo è lui. E lasciamo la parola a lui. Di Santo, due parole su questa partita e poi una dedica per la tua prestazione. Ok, allora, no, questa partita abbiamo giocato bene, tutta la squadra, anche in assenza del portiere. Mi auguro che continueremo così per tutto il torneo. No, così a tutto il torneo riusciremo a vincere qualcosa. Ci vuoi dedicare la tua prestazione? La dedico a tutta la mia squadra e alla mia ragazza che sta nella mano. Bravo! Complimenti al Portogallo.